tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Cari radio, grazie al nostro grande regista, come sempre. Un abbraccio a tutti voi radioascoltatori, il solito grande abbraccio, un saluto particolare, come sempre, a Matteo, il più grande di tutti, un saluto ai 14 affezionatissimi, da Bruna a Nicolò, a Giovanni, al nostro gatto Gregorio che ci ascolta, e riprendiamo da mesi a guardare la situazione generale, politica, sotto l'angolo di prospettiva della democrazia nel suo concetto e della sua crisi ormai conclamata. Quando abbiamo cominciato mesi fa queste trasmissioni, la cosa era vista con un certo scetticismo, se non un certo sorrisetto importante. Adesso che quella giusta, cioè siamo di fronte a una crisi degli apparati democratici tale da generare una vera e propria crisi che non si deve. L'elezione stessa di John Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America ha confermato che per meno della democrazia così come l'abbiamo conosciuta dalla fine della seconda guerra mondiale. Era detto molto, molto chiaramente: il potere, l'assoluto potere da parte dei potentati che sono sopra il potere degli stati, che sono sopra qualunque potere e controllo dei popoli, uno, e attribuiti ovviamente adesso alla parte dei repubblicani, del democratico, di coloro che sostengono Trump, ma teniamo conto che la culla di questi potentati è stato proprio il Democratic Party, il socialismo è stata la culla di questi potentati, e dall'altra parte quelle che lui ha chiamato le fake news, cioè la disinformazione, quella di cui per tanti mesi abbiamo parlato noi e che sono le due basi, i due corni della negazione di qualunque impostazione democratica. L'ha detto lui, l'ha detto Biden. È quello che i socialisti della sua parte, il Democratic Party, che è il fratello maggiore del PD in Italia, dove c'è una commissaria sostanzialmente cittadina americana facente parte del Democratic Party, alla segreteria del maggior partito, del Partito Socialista, che agisce in Italia. Ora, i due corni quindi sono questi: da un lato il superpotere tecnologico di soggetti che sono al di fuori delle istituzioni degli stati, e dall'altro lato la disinformazione, fare in modo che la gente percepisca una realtà diversa da quella che in effetti è.
Questi sono i due elementi base. Noi adesso andiamo a vedere, li esamineremo entrambi, prima uno poi l'altro. Cominciamo col primo. Il primo è molto semplice. Alla fine della seconda guerra mondiale si dice non ci saranno più guerre, si creano delle istituzioni internazionali, l'ONU, i vari enti che hanno a che fare con l'ONU, non ci saranno più guerre. Ci sarà un'era dell'oro, un'era della pace. E quell'era dell'oro, l'era della pace in realtà non si verifica. Perché fin da pochissimo tempo dopo la fine della seconda guerra mondiale scoppia la guerra di Corea, casualmente il presidente degli Stati Uniti è ancora un democratico. Ricordiamoci che le bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki fanno capo a un presidente democratico. Si hanno la guerra del Vietnam, la tentata invasione di Cuba, Kennedy. Cioè, una serie di guerre continua, come mai si era vista in precedenza, che segue alla seconda guerra mondiale. Tutte praticamente facenti capo a democratici, salvo la guerra del Golfo, facente capo a Bush figlio, Bush Junior. Questo è il quadro dei dati di fatto. Guerra di Corea, Vietnam, guerra del Golfo, il bombardamento folle ordinato da Obama insieme al presidente francese Sarkozy del Nord Africa, le cosiddette primavere arabe, che in realtà hanno scardinato il Nord Africa provocando come arma la destabilizzazione e l'immigrazione clandestina massiccia. Questo come progetto, tutto sommato, è quello che è avvenuto. In tutto questo ci si chiede ma qual è stata in effetti qual è stato l'esercizio della democrazia in questi 80 anni. Questi 80 anni abbiamo assistito a gran guerre e non ho avuto l'impressione che i popoli volessero scannarsi l'un con l'altro. I popoli non volevano scannarsi, però si erano scannati lo stesso. Quindi diciamo che un vero e proprio potere democratico i popoli non l'hanno avuto. Forse le volontà espansive sia da parte del popolo russo sia da parte del popolo statunitense sono state proprio solleticate, sono state attivate da chi aveva interesse, aveva un particolare desiderio di potere, di potenza, di espandere i propri imperi. Infatti l'impero americano d'Occidente da una parte, l'impero sovietico dall'altra parte. Giungiamo ad oggi con la guerra d'Ucraina. Guerra d'Ucraina che si sviluppa su due fronti. Uno, il fronte ucraino, dove hanno prevalso gli eserciti della Federazione Russa, il fronte mediterraneo, dove gli eserciti di Israele, non guidati dagli Stati Uniti ma che hanno agito per conto loro, indipendentemente, hanno stravinto e sono arrivati a minacciare direttamente l'Iran, alleato della Federazione Russa, e ventre molle a sud del territorio russo, minacciando praticamente direttamente la Russia stessa. Quadro in cui da una parte e dall'altra i due imperi sono stati sconfitti sul fronte ucraino, gli eserciti della NATO, sconfitti sul fronte mediterraneo
sul fronte medio orientale gli eserciti della Federazione Russa o i loro alleati, distrutti gli uni, distrutti gli altri, con distruzioni per i popoli. Chi ci è andato di mezzo sono i rispettivi popoli, il popolo ucraino in particolare, il popolo palestinese dall'altra parte. Ora, se questo è un dato di fatto, se stiamo esaminando dei dati di fatto, vediamo che c'è questo collegamento fra la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e la guerra d'Ucraina, che potremmo anche vedere o ipotizzare come la prosecuzione, la definizione di quella che è stata la seconda guerra mondiale. A combattere la guerra d'Ucraina sono i due vincitori della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti da una parte, la Russia dall'altra. Sono ancora loro che alla fine si scontrano. Cos'era successo nella seconda guerra mondiale? Nella seconda guerra mondiale gli anglo-americani, ma soprattutto di fatto gli Stati Uniti, hanno sconfitto quello che potremmo chiamare i socialismi di destra, il fascismo e il nazismo. Ricordiamoci che il fascismo e il nazismo nascono entrambi dall'ideologia socialista, una variante di destra cosiddetta di questi socialismi. Benissimo, sono stati sconfitti nella seconda guerra mondiale, ma nella seconda guerra mondiale anomalo vincitore è un altro socialismo, il socialismo comunista, socialismo che è totalitario come lo era, come il nazismo, comunque autoritario spinto come il fascismo, e vince alleandosi per ragioni tattiche, ragioni contingenti, alleandosi con gli Stati Uniti. Da una parte vincono gli Stati Uniti, dall'altra vincono nella seconda guerra mondiale, vincono i russi, i sovietici, e vince un totalitarismo socialista. Quindi durante gli 80 anni di cosiddetta pace, ma ripeto cosiddetta perché se andiamo poi a vedere è stato un susseguo continuo, un susseguirsi di conflitti dopo conflitti, particolarmente provocati proprio sotto almeno il comando dei socialisti americani, quelli del Democratic Party. Noi vediamo che alla fine si arriva a questa guerra, la guerra di Ucraina, che con i due fronti, il fronte ucraino e il fronte medio orientale, nel quale si confrontano i due vincitori della seconda guerra mondiale. Scusate. E c'è questo collegamento, c'è questa definizione. Questi si scontrano e per definire, così visto nello spirito della storia, per definire della guerra, per definire la supremazia che si ripropone nonostante nel 1989 l'impero sovietico sia collassato, sia imploso, però è rimasto in piedi, sempre sotto un'impostazione di tipo socialista, è rimasto in piedi e si è riorganizzato come rete, non più come impero con al centro un partito, il partito comunista dell'Unione Sovietica, e i satelliti intorno. I satelliti gli sono caduti addosso al pianeta principale e l'hanno fatto collassare. Si è sviluppato come rete potente, perché di alleanze con altri paesi socialisti, la Cina, l'India, potentissimi, con grandissimi, entro i cui confini c'è la larga parte della popolazione mondiale, e dall'altra parte l'impero americano con l'Occidente. Ora, uno scontro che avrebbe dovuto decidere della supremazia dell'uno rispetto all'altro. In realtà non ha deciso la supremazia proprio di nessuno. Cioè,
e sono stati il socialismo paracomunista della Russia ha prevalso sotto il profilo bellico in Ucraina, è stato clamorosamente sconfitto in Medio Oriente, però non sconfitto dalla NATO, dagli eserciti in qualche modo occidentali, no, da Israele, che con le sue forze, temendo di essere distrutta dai nemici intorno, che sono in particolare guidati dall'Iran, dai preti sciiti dell'Iran, teocrazia iraniana, si è ribellato, conquista, adesso si espande e ha agito per conto proprio, anche ribellandosi a quelli che erano le indicazioni del supremo capo, del comandante in capo degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Quindi il quadro è quello di due sconfitte, è strano come quadro, di il socialismo occidentale, il socialismo liberal occidentale e il socialismo paracomunista dell'Unione della Federazione Russa sono stati entrambi sconfitti su due fronti diversi. È lì da vedere. Ed ecco il cambio di marcia, il cambio il completo rovesciamento dello scenario. Cioè, per la prima volta, dopo la rivoluzione del 1917, ma la si chiama rivoluzione, in realtà quello dei bolscevichi fu un colpo di Stato contro lo zar. Se lo andiamo a analizzare tecnicamente, non fu affatto una rivoluzione di popolo, fu un colpo di Stato. E la prassi golpista è sempre stata la prassi seguita dai socialisti, dai paesi socialisti, sempre. Anche la storia dell'Unione Sovietica ce lo dice. Ora, questo qua, cominciato nel 1917, l'ascesa del socialismo reale attuato negli stati, questo avvenne nella Russia, poi nell'Unione Sovietica, oggi come oggi trova, con la guerra d'Ucraina nei suoi fronti ucraino e medio orientale, trova declino che è sancito sotto questo aspetto dalla ascesa di un personaggio particolare, non metto la mano sul fuoco per nessuno, come Donald John Trump, originario della Germania, la sua stirpe originaria della Germania, Randrumpf, il suo cognome originario in Germania, nella Renania, con l'ascesa di questo che spiazza completamente il quadro, spiazza il quadro perché il quadro è crollato e si trova ad affrontare, dal punto di vista della problematica, si trova ad affrontare quello che ha dichiarato il suo avversario, Joe Biden, e cioè il superpotere delle superpotenze tecnologiche che stanno sopra gli stati, che stanno oligarchiche, che dominano il mondo occidentale, ma non solo, anche il mondo orientale. Le oligarchie ci sono anche di là, si sono formate anche di là, anche quelle tecnocratiche, perché l'idea da una parte e dall'altra che dopo il collasso dell'Unione Sovietica in Occidente a qualcuno è venuto in mente che avrebbe potuto, visto che l'unica potenza rimasta erano gli Stati Uniti, a qualcuno è venuto in mente di poter diventare lui stesso come gruppo, un gruppo ristretto, oligarchico, di diventare il padrone del mondo. Questo è quello che è accaduto sostanzialmente dopo l'89. E la culla di questi aspiranti totalitari, aspiranti dominatori del mondo, è stato proprio il Democratic Party americano,
perché nella loro culla si sono sviluppati questi potenti, i quali quel giorno sono scappati nel momento in cui la sconfitta è stata palese, da un lato. Dall'altro lato gli oligarchi russi, non è che sia una novità, hanno fatto lo stesso, hanno detto per quale motivo, almeno nel nostro settore, nell'impero orientale, non dobbiamo essere noi i padroni invece che lo Stato. Di fatto sono stati svuotati da una parte e dall'altra i rispettivi significati del concetto di Stato, del concetto di popolo. Secondo la prassi e la teoria socialista, le loro strutture, le strutture di questi oligarchi si sono imposte sia ad Occidente che ad Oriente e hanno prevalso su quello che sono i popoli, vediamo il popolo ucraino massacrato, e gli stati contano niente, contano loro, questi poteri contrapposti. Questi poteri contrapposti in Occidente hanno un comportamento, dopo la vittoria elettorale di Trump negli Stati Uniti, vittoria elettorale che, così come è avvenuta, fa sorgere davvero dei dubbi su quello che è avvenuto nell'elezione precedente con la nomina di Biden a presidente degli Stati Uniti d'America. No, questo è dietrologia, lasciamola perdere, al momento almeno, e per il momento, e vediamo tutti questi superpotenti occidentali che in massa occupavano il partito, o perlomeno facevano parte del Democratic Party americano, che si trasferiscono dalla parte di Trump. A rompere il loro fronte è stato questo Musk, potentissimo. Rotto il fronte si è sgretolato e adesso tutti sono passati da questa parte. Come mai? Ecco, questo, ripeto, e arriviamo al punto che sta a cuore a noi: la democrazia, il suo esercizio, la sua crisi. Come mai questi sono passati dalla parte di là, dove dominavano, facevano quel che volevano, alla parte di qua, Trump? È probabile che Musk, più intelligente degli altri, abbia capito per primo che il sogno socialista del dominio totale dell'umanità da parte di schemi ritenuti scientifici, ritenuti perfetti, in realtà non era tale. Da tanti segnali, dall'andamento della guerra alla sconfitta palese in Ucraina. Se voi osservate, è da quando la Federazione Russa ha aperto il fronte medio orientale, avvantaggiandosi nell'avanzata in Ucraina, che Musk prende Baracca e Burattini e si trasferisce e comincia a trasferirsi dall'altra parte. Quindi che questi potentati abbiano capito che in effetti quel sogno di dominio totale, totalitario, un vero pericolo per l'umanità, la peggiore dittatura che si possa immaginare, in realtà non è realizzabile. Concretamente non è realizzabile. Coi popoli e coi loro stati c'è ancora bisogno di fare i conti. Non hanno i tecnocrati ancora una tecnologia sufficiente per un dominio del genere, non l'avranno neanche mai, perché l'uomo è l'uomo, o lo distruggi o le sue aspirazioni di libertà vengono fuori. Si sono accorti che il sogno era un sogno, ed era un sogno che andava a schiantarsi contro un muro, e sono saltati dall'altra parte, perché il primo interesse di questi tecnocrati è quello della sopravvivenza. Il loro interesse è sopravvivere e guadagnare, il profitto. Quindi sopravvivere e guadagnare, stare dall'altra parte non avrebbe garantito né la sopravvivenza né il guadagno. E sono passati da questo. Passare da questa vuol dire
ridimensionare le proprie aspirazioni di dominio, di totalitarismo. Vuol dire necessariamente, vuol dire convivere ancora con ciò che è espressione dei popoli e dei loro stati. Se c'è un'espressione dei popoli, se c'è un'espressione delle loro organizzazioni, delle loro istituzioni, si ricomincia, si ritorna a parlare di democrazia, cioè di democratos, di potere del popolo. Quindi questo passaggio, questo salto della quaglia effettuato da questi oscuri dominatori che pensavano di avere in mano il mondo, di schiavizzare tutti, ecco, è un buon segno. Si rendono conto che almeno ad oggi non sono attrezzati per farlo. E non essendo attrezzati per farlo, vanno riviste le regole di convivenza fra questi potentati che ormai ci sono e i popoli e gli stati, relativi stati, che devono tornare ad affermare quelle che sono le loro prerogative. Le loro prerogative sono quelle di poter esercitare il potere, la sovranità cosiddetta, quella che la Costituzione italiana chiama sovranità popolare. Ora, tornare a esercitare queste prerogative dopo 30 anni di socialismo in Italia non è facile. Però bisogna avere consapevolezza, bisogna riacquistarle. Bisogna riacquistare la capacità di partire dal basso, perché soltanto se si parte dal basso e si ragiona, ci si confronta, si parla noi liberamente, noi comuni cittadini, si parla liberamente delle questioni fondamentali, informandosi, conoscendole. Solo così possiamo ripristinare quella base indispensabile che è quella dal basso per ottenere una democrazia, perché altrimenti è soltanto un nome e non ha significato alcuno. Quindi tornano i famosi concetti di autonomia essenziale, perché senza che l'uomo sia autonomo, sia libero e responsabile di quello che fa, ovviamente non può esserci poi il potere dell'insieme collettivo del popolo, primo, in secondo luogo imparare a rapportarsi con chi è organizzato e la pensa diversamente da te. Questo è un po' il quadro che viene a delinearsi. Secondo aspetto, il secondo corno del problema è la disinformazione. È chiaro che per poter di nuovo tornare a colloquiare, a parlare di cose serie, devi conoscerle, devi avere un'informazione sicura, devi sapere come stanno le cose in realtà. E questo adesso improvvisamente si sono accorti anche a sinistra che qualcosa non funziona, anzi, hanno attenzione, quando vi dicono lotta alle fake news, loro vi stanno dicendo che non dovete usare i social ma ascoltare soltanto quello che vi dicono di loro, cioè la loro organizzatissima fin dal 1939 disinformazione. Addirittura una scuola per ingannare la gente, perché questo era anche l'Istituto di Studi Comunisti Palmiro Togliatti a Marino di Roma. Poi la scuola, come si chiama? Delle Frattocchie, la scuola delle Frattocchie, era questo, cioè la disinformazione organizzata. Loro vogliono tornare a quello, ecco, no, dobbiamo essere liberi di discutere, andare a vedere dal basso per poter risalire e riacquisire quel potere che almeno negli ultimi 15 anni è stato completamente occultato da potentati nati nella culla del socialismo e che avevano l'idea di realizzare il sogno meccanicistico, il sogno fatto da strutturale del socialismo. Questo è il quadro e la responsabilità che ciascuno di noi ha e che viene delineata. C'è un ritorno, ripeto, al concetto di autonomia, di libertà, perché è la libertà la base, la libertà dell'uomo, di autonomia, di federalismo, di trovarsi con gli altri. L'aspetto di come
ostacolare la disinformatia è sicuramente molto più delicato, perché comprende un assetto culturale della questione. E l'assetto culturale della questione è molto problematico, perché Francesco, dobbiamo fin dalla chiudere. fine della seconda guerra mondiale, specialmente in Italia, è stato dato in esclusiva allora al Partito Comunista Italiano. E c'è una storia di questa cultura, così come è stato dato come controllo per evitare che continuasse o si riaccendesse la guerra civile che è da distinguere sia dalla resistenza che dalla vittoria degli eserciti alleati alla fine della seconda guerra mondiale. La guerra civile proseguisse, quindi alcuni assetti della neonata Repubblica Italiana sono stati attribuiti al Partito Comunista, che li ha usati per giungere al potere. E anche questo sarà l'esame che andremo a fare nei prossimi sabati, perché vista l'aspetto internazionale, venir meno del potere totalitario dei potentati sovranazionali, che adesso devono in qualche modo riconfrontarsi. Francesco, siamo in ritardo, siamo lunghi, dobbiamo chiudere adesso, scusami. Finisco, all'idea di popolo e di Stato, dall'altra parte, per poter esercitare potere democratico è necessario confrontarsi e capire il problema della disinformazione, problema culturale che ci ha afflitto da 80 anni a questa parte. Io vi do appuntamento, a Dio piacendo, a sabato prossimo, sempre alla stessa ora, alle 10. Un abbraccio grande, 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 col cuore a Matteo, ai nostri 14 radioascoltatori, a Bruna, Nicolò, il gatto Gregorio, tutti quelli che ci ascoltano, i nostri 14 radioascoltatori. La nostra piccola voce, comunque la sua, la dice e continua a dirla. Un abbraccio anche a Tina e alla sua mamma. Avete ascoltato